brevemente però sulla questione dei marò, su questo voi vi state impegnando. Oggi il ministro degli esteri Mogherini ha detto che ha parlato con il ministro degli esteri indiano e insomma lavoriamo per riportarli in Italia. Ma vede, noi abbiamo evidenziato con forza che la vicenda dei marò è stata innanzitutto mal gestita e che poi i nostri marò devono tornare in Italia non da colpevoli ma da innocenti. Lei dice noi abbiamo, il Ministero della Difesa il Ministero della Difesa ha ottenuto direttamente peraltro dai marò che l'hanno inviato prima del sequestro il materiale fotografico che dimostra la loro innocenza. Dall'altra parte ci sono anche i tracciati radar che non sono mai stati utilizzati. Ora non si capisce per quale motivo ciò non avvenga, ma c'è una dichiarazione ancora più forte del commissario Staffan de Mistura, l'ha fatta in commissione al Senato, dove ha dichiarato non c'è coincidenza tra i proiettili trovati nei corpi dei 2 marinai indiani uccisi e le armi dei 2 marò. E allora, se non c'è nemmeno questa prova, come si fa a tenere i marò lì? C'è di più. Quando i marò sono arrivati in Italia c'erano anche gli strumenti giuridici per trattenerli in Italia, si è preferito farli tornare in India. E per questo noi abbiamo fatto una protesta formale e abbiamo anche presentato un'interrogazione parlamentare al Parlamento europeo affinché verifichi se queste carte ci sono al Ministero della Difesa e per quale motivo non vengono utilizzate. E abbiamo fatto un appello al nuovo Ministro Pinotti dicendo apri tutti i cassetti del Ministero, perché non è tollerabile che 2 cittadini italiani, peraltro in missione antipirateria in terra straniera, debbano essere trattenuti ingiustamente. Noi crediamo che lo Stato italiano sia stato poco autorevole e debole nella gestione di questa vicenda.